Una sera dell'ottobre del 1990, Umberto Improta, questore di Roma, partecipò a una trasmissione televisiva della Rai. Guardando la telecamera disse: «Noi sappiamo chi sei, consegnati alla polizia». Poi aggiunse, parlando al conduttore: «L'assassino ha detto molte bugie e sa di aver mentito. Gode di complicità. Noi vogliamo capirlo e aiutarlo. Venga da noi e parli». Umberto Improta era convinto, e non era il solo, di aver individuato il colpevole di un omicidio avvenuto a Roma qualche mese prima. Una ragazza di 20 anni era stata assassinata nell'ufficio dove stava lavorando, nel quartiere Prati. L'avevano colpita con quello che il medico legale definì un oggetto bitagliente con lama non affilata. I colpi erano stati 29. Di quel delitto aveva parlato tutta Italia, per settimane. Era il giallo dell'estate, così lo definivano i giornali. Le parole di Improta in televisione furono irrituali, strane, anche fuori luogo. Fu una scena teatrale, una sorta di sfida televisiva, lanciata al presunto colpevole, come in un film. Quella sera, scrisse la giornalista Marina Garbesi su Repubblica, il delitto si trasformò in un omicidio show, ingiustizia spettacolo. Sono passati quasi 33 anni da quando Umberto Improta disse quelle parole in TV. Il 7 agosto 2023 saranno trascorsi 33 anni dal giorno dell'omicidio. Pubblici ministeri si sono alternati nelle indagini e si sono alternati anche i sospettati. 3 persone, in tempi diversi, sono state indagate, anche arrestate e processate. Tutte e 3 le piste sono finite in flop processuali. L'assassino non è mai stato individuato. La ragazza assassinata quel giorno d'agosto a Roma si chiamava Simonetta Cesaroni. Venne uccisa in via Poma, a poca distanza da Piazza Mazzini e dal centro di produzione della Rai di via Teulada. Quella del delitto del 7 agosto 1990 è la storia dell'omicidio di una ragazza ventenne, ma anche una storia, a partire dalle ore dopo il delitto e poi per molti anni a seguire, piena di bugie quasi grottesche, di errori, di sottovalutazioni, di scelte giudiziarie affrettate. Piena di non so, non ricordo, io non c'ero, io non la conoscevo. È una storia di quelle che alla fine spingono a dire: ma com'è stato possibile? È una storia in cui qualcuno a un certo punto ipotizza anche il coinvolgimento dell'immancabile Banda della Magliana, il gruppo criminale attivo a Roma per tutti gli anni 80 e fino ai primi 90, e a cui sempre ci si aggrappa alla fine quando non si riesce a trovare la soluzione di un crimine, di una strage, di un omicidio, di una scomparsa. È come se fosse un enorme serbatoio di criminali a cui attingere di volta in volta per giustificare ciò che non si riesce a capire. E di questa condizione di colpevoli di tutto, alcuni tra ex o presunti ex membri della banda hanno approfittato per contrattare, insinuare, sostenere di sapere ciò che invece non sapevano. Il delitto di via Poma è il cosiddetto cold case, caso freddo e risolto, più famoso d'Italia. Nella vicenda ci fu un arresto affrettato, a furor di popolo, come lo ha definito nella prefazione del libro Chi ha ucciso Simonetta Cesaroni, della giornalista Raffaella Fanelli, Guido Salvini, magistrato, già consulente della Commissione parlamentare antimafia. È una storia in cui si ragionò a lungo su un foglio trovato su una scrivania nel luogo dove era avvenuto il delitto. Su quel foglio c'era il disegno di un pupazzetto a forma di margherita e c'erano scritte le parole "c'è", "dead", "ok". Dead, scritto dead, morta. Intorno a quel disegno si ragionò molto, vennero fatte ipotesi. Quel foglio l'aveva lasciato in realtà un agente di polizia che si stava annoiando mentre aspettava i suoi superiori. Lo si seppe però soltanto 18 anni dopo. È anche la storia in cui tracce di sangue furono trovate solo 20 giorni dopo il delitto,
erano nell'ascensore. A vederle non fu la polizia scientifica, ma il figlio del custode dello stabile dove era avvenuto il delitto. È la storia di un furto, avvenuto anni dopo l'omicidio, in una filiale della Banca di Roma. Furono forzate 147 cassette di sicurezza e tra queste ce n'era una intestata a una persona con un ruolo importante nella vicenda di quel delitto. Ha detto un investigatore: con gli strumenti scientifici che abbiamo oggi, quel delitto potremmo risolverlo in 2 giorni. Luciano Garofano, ex comandante del RIS, reparto investigazioni scientifiche dei Carabinieri, ha detto: non esiste il delitto perfetto, esistono indagini imperfette. Il 7 agosto 1990 fu uccisa una ragazza. Una famiglia subì un dolore inimmaginabile e da quel giorno fu anche stravolta la vita di alcune persone. Il delitto del 7 agosto 1990 è uno di quelli per cui si dovrebbe poter cancellare tutto e ripartire da capo, annullando errori e preconcetti. Ci si dovrebbe dimenticare della pressione dei media e dell'opinione pubblica che spinsero a fare in fretta e a fare sbagli. Bisognerebbe ripartire tornando a quel complesso di edifici, denominato Casa della Cooperativa ALA, in via Poma, le cui scale sono segnate dalle prime 6 lettere dell'alfabeto. Gli ingressi sono in via Poma 2 e 4 e un altro in via Andreoli 1. In quel complesso di edifici, 6 anni prima dell'omicidio di Simonetta Cesaroni, era stata assassinata una donna di 68 anni, soffocata con un cuscino. L'assassino non venne mai trovato. Il complesso di via Poma 2 venne costruito nel 1937, lo progettò l'architetto Cesare Valle, che avrà un ruolo poi in questa storia. C'è un grande cortile con una fontana al centro con i pesci rossi, poi altri 2 cortili e i giardini. Nel cortile centrale erano state girate alcune scene del film Mignone Partita di Francesca Archibugi. Gli appartamenti sono 90, i portieri sono 3, fanno i turni. È come un piccolo villaggio a sé, nella città. Bisognerebbe tornare a quei giorni e guardare dall'alto per vedere i protagonisti di questa storia muoversi tra i palazzi e i cortili, tra un piano e l'altro, tra il portone e la fontana e attraverso i corridoi sotterranei delle cantine che collegano un portone a un altro, tra tante bugie e altrettanti madornali errori. Io mi chiamo Stefano Nazzi, faccio il giornalista da tanti anni e nel corso della mia carriera mi sono occupato di tante storie come questa, quelle che nel tempo vi sono diventate familiari e altre che potreste non avere mai sentito nominare. Storie di cronaca nera, di cronaca giudiziaria. Il podcast che state ascoltando si intitola Indagini ed è prodotto dal Post. Vi racconterò ogni mese, una volta al mese, una di queste storie, tentando di mostrare non tanto il fatto di cronaca in sé, il delitto in sé, bensì tutto quello che è successo dopo, il modo in cui si è cercato di ricostruire la verità, le indagini giudiziarie e i processi con le loro iniziative, le loro intuizioni e i loro errori, il modo in cui le indagini hanno influenzato la reazione dei media e della società e il modo in cui i media e la società hanno influenzato le indagini. Simonetta Cesaroni viveva, con i genitori e la sorella Paola, nel quartiere Don Bosco, a Roma, nella periferia est, a ridosso del grande raccordo anulare. Lavorava all'Areli, in via Maggi, nel quartiere Casilino. L'Areli era una società di consulenza contabile gestita da 2 soci, Ermanno Bizzocchi e Salvatore Volponi. Sono nomi da tenere in mente perché torneranno nella storia di queste indagini. 2 giorni alla settimana, solitamente il martedì e il giovedì, Simonetta Cesaroni va in prestito alla AIAG, Associazione Italiana Alberghi della Gioventù, società di cui è presidente l'avvocato Francesco Caracciolo di Sarno, conoscente di Bizzocchi. Anche il nome di Caracciolo di Sarno è uno di quelli da tenere a mente.
La AIAG è in via Poma 2, appartamento 7, scala B, terzo piano. Nella stessa scala, nell'attico, vive Cesare Valle, l'architetto che tanti anni prima ha progettato il complesso. Simonetta Cesaroni ha iniziato a lavorare per la Reli nell'ottobre del 1989. Guadagna 400.000 lire al mese. Oggi sarebbero poco più di 410 euro. Diventano 600.000, e cioè circa 580 euro, quando dal 19 giugno comincia a recarsi 2 giorni alla settimana nella sede dell'AIAG, l'Associazione degli Ostelli della Gioventù, per inserire dati contabili nei computer. Non è assunta, non c'è nessun contratto regolare. Nel 1995 la famiglia Cesaroni farà causa alla società e i 2 soci titolari diranno che la ragazza non era una dipendente ma andava negli uffici della Reli solo per esercitarsi al computer. Il tribunale li condannerà al risarcimento e al pagamento dei contributi arretrati. L'accordo tra le 2 società prevede che la ragazza lavori all'AIAG 2 giorni alla settimana per 3 ore. Il 7 agosto 1990 è il suo ultimo giorno di ufficio. Poi andrà in vacanza con alcune amiche. Simonetta ha un fidanzato, ma il rapporto è incostante, lei più coinvolta, lui meno. Il ragazzo si chiama Raniero Busco, ha 24 anni, lavora all'aeroporto di Ciampino. Per molti anni resterà ai margini di questa storia. Dopo il delitto, gli investigatori si concentrarono molto sulla quotidianità di Simonetta Cesaroni, sulle amicizie e sulle frequentazioni. Non emerse nulla, se non che la ragazza aveva detto di aver ricevuto in ufficio, nelle settimane precedenti l'omicidio, alcune telefonate mute. Martedì 7 agosto, Simonetta Cesaroni arrivò in via Poma, secondo le ricostruzioni, intorno alle 16. Non c'era nessun altro nella sede dell'AIAG quel giorno. Si era messa d'accordo con Salvatore Volponi, il suo capo alla Reli, che l'avrebbe chiamato tra le 18 e le 18:30 per dirgli che stava ultimando il lavoro. Quella telefonata non venne fatta. Alle 16:37 il computer Digi10, utilizzato da Simonetta Cesaroni in via Poma, registrò un'operazione di salvataggio dei dati. Così stabilì una perizia del 27 agosto 1990. Alle 17:15 la ragazza chiama un'impiegata dell'AIAG, Luigina Berrettini, per avere alcune informazioni. A sua volta Luigina Berrettini chiama un'altra impiegata per avere quelle informazioni. Quindi richiama Simonetta alle 17:25. Le dà le informazioni. Parlano un po' delle vacanze. Simonetta dice che partirà pochi giorni dopo. Ha in programma di tornare il 3 settembre. In quei 55 minuti, cioè tra le 17:25 e le 18:20, quando avrebbe dovuto chiamare Salvatore Volponi, secondo le indagini che seguirono, Simonetta Cesaroni fu uccisa. Alle 20:30 la madre della ragazza chiede alla figlia Paola di andare a cercare la sorella. È strano che non sia ancora tornata. Solo che Paola Cesaroni non sa dove andare, perché nessuno in famiglia conosce l'indirizzo dell'AIAG. Si sa solo che 2 giorni alla settimana Simonetta prende la metropolitana per andare in ufficio in zona Prati. Allora Paola, accompagnata dal fidanzato Antonello Barone, prima percorre la strada tra casa e la metropolitana. Poi torna a casa e telefona a Salvatore Volponi, il capo della Reli. Il telefono è sempre occupato. Allora va a citofonarli. Non abita distante. Il 1990 è l'anno in cui in Italia arriva la rete TAX per i telefoni cellulari, ma erano in pochissimi ad averli. Le comunicazioni avvenivano solo o quasi esclusivamente attraverso la rete fissa. Al citofono, Volponi dice che non sa nulla di Simonetta, che lei avrebbe dovuto chiamarlo entro le 18:30, ma che quella telefonata non c'è stata. Paola Cesaroni sale in casa di Volponi. Lui dice di non avere idea di dove si trovi la sede dell'AIAG. Inizia a fare delle telefonate, dopo aver preso un'agenda. Ai numeri composti non risponde nessuno. Paola Cesaroni allora esce da casa di Volponi e torna verso casa sua.
dove i genitori stanno aspettando notizie. Ecco cosa disse l'8 agosto, nel corso della sua deposizione, dai verbali della polizia. Esco dalla casa di Volponi alle 21:20, 21:30 circa. Ritorno con Antonello verso la metropolitana e poi ancora a casa. Mia madre, sempre dalla finestra, mi dice che Simona non si è ancora vista. Ritorno immediatamente da Volponi, decisa a trovare la via dell'ufficio. Arriva anche la moglie e in vestaglia, forse era già a letto. Volponi va nella stanza da pranzo per cercare il nominativo di una signora che nel pomeriggio avrebbe dovuto telefonare a Simona in ufficio o addirittura raggiungerla. Non ricordo di preciso. Nel frattempo suonano alla porta. È il figlio Luca. A questo punto Salvatore Volponi decide che è il caso di andare in via Maggi, dove ha sede la Reli. Richiama, dice per l'ultima volta, l'avvocato Caracciolo e mi fa notare ancora una volta che non risponde nessuno. È un accavallarsi di telefonate fatte a vuoto e di atteggiamenti incomprensibili. A un certo punto Volponi dice: «Chiamo Ermanno Bizzocchi, il mio socio. Lui sa sicuramente l'indirizzo». Solo che non può chiamarlo. Il socio è in un campeggio in Calabria. Allora Volponi chiama l'ex moglie di Bizzocchi, che gli dà il nome di un campeggio, lo Ionio Blu, a Bianco, in provincia di Reggio Calabria. Volponi chiama il 12 e chiede il numero del campeggio. Il 12 era allora il numero della SIP, Società Italiana per l'Esercizio Telefonico, l'azienda che ha preceduto la Telecom. Era il numero a cui telefonare per avere notizie sugli abbonati. Perché allora non chiedere direttamente al 12 il numero dell'AIAG? Possibile che Volponi non ricordasse nemmeno il nome della società dove Simonetta veniva mandata a lavorare 2 volte alla settimana? Al camping Ionio Blu dicono che non sanno come rintracciare Bizzocchi. È in quel momento, tra una telefonata e l'altra, che Salvatore Volponi cita 3 parole: ostelli della gioventù. Ancora dal verbale di Paola Cesaroni. Volponi non chiama più associazione quell'ufficio, ma ostello della gioventù. E così finalmente prendo le pagine gialle e trovo la via e il numero di telefono degli uffici. Sono in via Poma. Sono già le 23 quando ci andiamo. Luca guida l'auto. Volponi è seduto davanti, io e Antonello dietro. Salvatore Volponi in macchina è agitato. Parla continuamente della mancata telefonata con Simona. Ricordo che teneva le mani serrate tra le gambe, poi gesticolava e si toccava i capelli. Mostrava un'agitazione che non aveva alcuna ragione d'essere. Infatti in quel momento ero sì preoccupata, ma non certo disperata. Intanto Bizzocchi ha richiamato. Ha dato l'indicazione esatta dell'ufficio. Paola Cesaroni, il fidanzato Antonello, Salvatore Volponi accompagnato dal figlio Luca, escono, vanno in via Poma 2. Luca Volponi scavalca il cancello e apre agli altri. Entrano. Vanno alla palazzina B, quella indicata da Bizzocchi. Cercano il custode Pietrino Vanacore. Lui non c'è. Alcune notti va a dormire dall'architetto Valle, nell'attico. È anziano, ha bisogno di assistenza. C'è però la moglie, Giuseppa De Luca, e con lei ci sono Mario Vanacore, il figlio che Pietrino Vanacore ha avuto da un precedente matrimonio, e sua moglie. Giuseppa De Luca è perplessa, non sa che fare. È a quel punto che Paola Cesaroni sostiene di aver sentito Volponi dire alla moglie del custode: «Signora, si ricorda di me?» Volponi negherà sempre questa circostanza. Dirà sempre che lui in via Poma 2 non c'era mai stato. Ma Giuseppa De Luca lo confermerà, e lo confermerà anche Mario Vanacore. Alla fine salgono tutti al 3° piano, ma sono già passati 15 minuti, forse 20. La porta degli uffici dell'AIAC è chiusa con 4 mandate. Ricordò Lucio Molinaro, avvocato della famiglia Cesaroni, nella serie Delitti di History Channel. Li portò lì al piano dove era l'appartamento e aprì lei con la chiave
commentando anche che era chiusa a 4 mandate, come per tranquillizzarli che non c'era niente di preoccupante, perché una porta chiusa a 4 mandate non dovrebbe suscitare sospetti. Entra Volponi, dice: qui non c'è nessuno. Poi però va avanti nell'ufficio, guarda nelle stanze. Quindi, raccontò Paola Cesaroni, si dirige in fondo al corridoio, sul lato destro. Torna indietro con le mani in testa, chiamando Antonello, il suo fidanzato. Antonello, venga a vedere con me, tenete Paola. Paola Cesaroni però va immediatamente alla porta dell'ultima stanza a destra. Raccontò quello che vide. Simonetta era a terra, distesa sulla schiena. Il capo era reclinato di lato. Paola disse di aver visto i buchi sul corpo della sorella, all'altezza del petto, sul lato sinistro. Non vide sangue per terra. Paola Cesaroni corre al telefono, nella stessa stanza dove si trova il corpo della sorella, e chiama il 113. Poi tutti escono dall'ufficio. Giuseppa De Luca chiude la porta con 4 mandate. Vanno in cortile. Alle 23:40 arrivano le volanti 11, 12 e 18 della polizia. 3 agenti salgono di corsa le scale, ma ridiscendono subito. La porta è chiusa. Chi ha le chiavi? Chiedono. Qualcuno indica Giuseppa De Luca. La reazione della donna è assurda. Dice: ma che succede qui? Cos'è questa confusione? Come se fosse entrata improvvisamente in una stanza dove dei bambini stanno giocando e gettando tutto all'aria. I poliziotti chiedono le chiavi. La donna continua a ripetere: insomma, si può sapere che cosa sta accadendo? Ma a lei le chiavi o no? Domandano ancora gli agenti. Giuseppa De Luca fa un passo indietro, fa segno di no con la testa. Paola Cesaroni quasi urla: ma come? Ce le ha dietro la schiena, in mano. Il poliziotto praticamente strappa dalle mani di Giuseppa De Luca le chiavi dell'ufficio del 3° piano. Che le cose andarono così, lo raccontò anche il poliziotto, che poi ottenne le chiavi. Sono iniziate le bugie, le reticenze, anche più assurde, le assenze, i tentativi di non essere coinvolti, forse anche solo di non avere scocciature. Poi in via Poma arrivano tutti. Arrivano agenti e dirigenti della squadra omicidi. Arriva il sostituto procuratore di Roma, Pietro Maria Catellani. Ma arriva anche, senza che la sua presenza venga registrata, Sergio Costa, genero dell'allora capo della polizia Vincenzo Parisi. Della presenza di Costa in via Poma si parlerà molto perché era membro del SISDE, Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica, il servizio segreto civile. Costa dirà anni dopo, in un'intervista settimanale, gente: all'epoca non ero al SISDE, perché qualche mese prima mi avevano trasferito alla questura di Roma. Per cui quando andai non vestivo le funzioni di agente dei servizi, ma quelle più modeste, di responsabile di una centrale operativa. Io ero il poliziotto che ricevette la chiamata del 113 e mi attivai precipitandomi con un collega, l'ispettore Gianni Pizzalis, sul luogo dell'omicidio. Ma allora perché la sua presenza non venne registrata, come avrebbe dovuto essere secondo protocollo? La sua presenza in via Poma farà sorgere sospetti molti anni dopo di un ruolo dei servizi segreti nella vicenda. Lo vedremo più avanti. Torniamo a quella notte in via Poma. La scena del crimine non viene, come si dice, congelata, ma non è nemmeno minimamente tutelata. Entrano in molti. La scena del crimine dovrebbe essere delimitata dal nastro rosso e bianco in dotazione alle forze di polizia. A quel punto, secondo l'articolo 348 del Codice di procedura penale, la polizia giudiziaria, e quindi anche la polizia scientifica o il RIS dei carabinieri, procede, dice l'articolo di legge, alla ricerca delle cose e delle tracce pertinenti al reato, nonché alla conservazione di esse e dello stato dei luoghi, alla ricerca delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.
Inoltre, secondo un altro articolo, il 354 del Codice di procedura penale, la polizia giudiziaria si assicura che, ancora testualmente, le tracce e le cose pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose non venga mutato prima dell'intervento del pubblico ministero. Per prima cosa la polizia giudiziaria deve annotare tutte le attività svolte dagli agenti delle volanti intervenuti prima. Il verbale deve essere compilato seguendo un ordine preciso: la descrizione della scena, le riprese video e fotografiche della scena, la descrizione planimetrica. Quindi la scena del crimine viene divisa per settori e si passa a un'osservazione più dettagliata seguendo regole precise, dal generale al particolare, da destra verso sinistra, dall'alto verso in basso. Gli operatori devono indossare tuta, calzari e guanti per effettuare rilievi su un corpo, che anche in questo caso devono procedere dall'alto in basso, cioè dalla testa. Bisogna attendere l'arrivo di un medico legale. Per rimuovere il corpo serve l'autorizzazione del magistrato. Quel giorno del 1990 le cose andarono un po' meno ordinatamente. Ricorda Raffaella Fanelli, giornalista e scrittrice, autrice del libro Chi ha ucciso Simonetta Cesaroni. Sulla scena del crimine furono fatti tantissimi errori, tanti errori madornali peraltro, perché una poliziotta si mise a disegnare su un foglio di carta una scritta e una margherita, un fiore che poi fu attribuito all'assassino per anni. In realtà era stato proprio questo agente di polizia a fare questo disegno. La segreteria telefonica fu cancellata, il computer dove Simonetta Cesaroni stava lavorando, la presa fu statata, l'impronta insanguinata di una scarpa rimase per giorni sul pianerottolo e poi si capì che era stata lanciata da un poliziotto sbadato. Gli errori sono stati tanti, addirittura un poliziotto prese dalla borsa di Simonetta Cesaroni una prescrizione medica e ci scrisse dietro un numero di telefono. Sono stati tanti. Anche la presenza di Sergio Costa. Sergio Costa era un funzionario del SISVE, distaccato alla questura di Roma proprio in quelle settimane. Sergio Costa era il genero dell'ex capo dell'allora capo della polizia Vincenzo Parisi. Lui fu uno dei primi ad arrivare in via Roma, eppure non c'è traccia della sua presenza nei verbali, nei rapporti redatti dalle varie volanti intervenute quella notte. Perché nessuno parla di Sergio Costa? Anche chi condusse all'epoca le indagini evita di fare quel nome. Eppure Sergio Costa fu il primo ad arrivare ed era un funzionario del SISVE. Armando Palmegiani, criminalista ed esperto di scene del crimine, concorda nel dire che ci furono sicuramente errori, ma che è sempre opportuno ricordare che le indagini per il delitto di via Poma risalgono a un periodo in cui le analisi scientifiche, quelle che riguardano soprattutto i reperti biologici, erano agli inizi, almeno in Italia. Ci furono sicuramente degli errori, ma in parte dovuti a una casualità d'azioni, nel senso che in quel momento arrivarono più persone sul posto, diversi uffici come le volanti, la squadra mobile, il commissariato, e ci fu un po' di mancanza di coordinamento. Però ricordiamoci che in quel momento c'era un punto fondamentale che era il DNA, che ancora doveva assurgere a elemento fondamentale. Le analisi ancora non erano complete e a livello di adesso. Ovviamente una cosa del genere comportava che c'era poca abitudine da parte degli operatori a salvaguardare la scena del crimine dal punto di vista biologico. A quel punto esisteva l'impronta digitale e poco altro. Diciamo, c'era tutta la parte criminalistica interessante, ma che non poteva essere applicata in questo caso, quindi c'era mi fate passare il termine, una non cultura della traccia biologica. I documenti del sopralluogo del 7 agosto 1990 descrivono che cosa osservarono gli operatori della polizia scientifica. È una descrizione fredda, compilativa. Serve però a capire su quali elementi gli investigatori si basarono per avviare le indagini. Chi preferisce non ascoltare può andare avanti di 50 secondi. Il cadavere
giace supino sul pavimento a 178 cm dalla parete anteriore e a 251 dalla parete destra. Presenta numerose evidenti ferite, presumibilmente di punte di taglio, interessanti le regioni infraorbitali, giugulare, toracica, addominale e pubica, da alcune delle quali fuoriesce sangue. Vengono osservate vistose ecchimosi alla regione orbitale sinistra e in corrispondenza delle anche. Il reggiseno che la ragazza indossa ha la spallina destra arrotolata. È macchiato di sangue sulle bretelline. Il top sbottonato e appoggiato sulla regione epigastrica è invece bianco. Non si è sporcato di sangue. Sul pavimento c'è una striatura di sangue appena visibile e un mollettone per capelli, spezzato. Simonetta Cesaroni indossa calzini bianchi. Non lontano dall'angolo anteriore destro della stanza ci sono le scarpe da ginnastica della ragazza in tessuto jeans, marca Rontani, numero 37. Come sono state allineate quelle scarpe verrà considerato un elemento importante durante le varie inchieste. Secondo una teoria investigativa, vennero lasciate in quel modo dall'assassino. Dice però Armando Palmegiani. Allora, credo che possiamo parlare di una costruzione della scena del crimine, però rimaniamo con il dubbio, mi spiego. Le scarpe sono appoggiate nell'angolo anteriore destro, appaiate, come si suol dire. Lì per lì possiamo pensare a una manipolazione, il fatto di averle messe un qualcuno in quella posizione, anche perché, faccio sempre un esempio, se noi andiamo a leggere il rapporto medico-legale, leggiamo che Simonetta Cesaroni indossava 2 calzini bianchi. Se noi leggiamo il rapporto della polizia scientifica, la Simonetta Cesaroni indossava 2 calzettoni bianchi ombrati. È un piccolo particolare che ovviamente era impossibile vedere tramite le fotografie, però fa capire che Simonetta Cesaroni con quei calzettoni ha camminato su quella pavimentazione, o altamente probabile. Se noi pensiamo a questo, dobbiamo pensare che non c'è stata una grossa manipolazione della scena con le 2 scarpe. Il corpetto sopra invece possiamo dire che è interessante. Potrebbe rientrare uno staging, in particolare nell'undoing, cioè il copro, anche in questo caso parzialmente, il corpo. Cioè metto un qualcosa tra me e quello che ho fatto, il corpo. Ok, quel corpetto sul corpo può far pensare a uno staging, in particolare la sua forma di undoing. Undoing, cioè, in termini criminologici, nascondere in primo luogo a se stessi ciò che si è fatto. Uscendo di casa quel giorno, Simonetta Cesaroni indossava un paio di pantaloni blu elasticizzati, una giacca bianca a righe blu di cotone con 3 bottoni, un top di pizzo sangallo, un reggiseno, gli slip, dei calzini bianchi corti e scarpe da ginnastica blu. Quando viene scoperto il delitto, ha indosso solo il reggiseno, i calzini e il top adagiato sul ventre. A parte le scarpe, che come detto sono poco distanti, il resto degli indumenti è scomparso. Sono spariti anche i gioielli di poco valore che la ragazza indossava quel giorno. Un anello, un girocollo, un braccialetto, una catenina e gli orecchini. Sono scomparse 50.000 lire che aveva nel portafoglio. È scomparso anche il mazzo di chiavi dell'ufficio. Non verrà mai più ritrovato, così come non verranno ritrovati gli oggetti scomparsi. Nella borsetta di Simonetta Cesaroni ci sono i negativi di alcune fotografie e anche alcune stampe. Quelle foto gliele aveva scattate un ex fidanzato, al mare. Sono le stesse fotografie che, da allora, compaiono sulle pagine dei giornali quando si parla del caso di Via Poma. Non si è mai capito perché la ragazza le avesse con sé quel giorno. Sulla porta della stanza dove è stato trovato il corpo ci sono tracce di sangue. Sul lato interno ci sono tracce del gruppo A, sulla parete esterna invece del gruppo 0. Altre lievi tracce ematiche vengono rinvenute sul telefono in un'altra stanza. Anche ciò che disse il medico legale è un rapporto crudo e freddo. Il riassunto della relazione dura 50 secondi.
Secondo il rapporto del professor Ozrem Carella Prada, Simonetta Cesaroni è stata colpita con un violento schiaffo alla tempia destra. Il colpo, da sinistra verso destra e dall'alto verso il basso, è stato dato a mano aperta. I colpi d'arma ricevuti sono 29, ma le ferite sono 30, perché quella al collo è da parte a parte. La profondità massima delle lesioni è di 11,5 cm e la lunghezza massima di 1,3 cm. 6 ferite sono state inferte agli occhi, 8 al petto e all'addome. Gli altri colpi sono stati al basso ventre, 6 alle parti intime. Scrisse il medico legale nella sua relazione. Si dà atto che non emergono a carico delle regioni genitali e paragenitali segni riferibili a violenza di significato sessuale. Il medico legale annota che è presente sul seno sinistro un segno come di un morso. Nel disegno che allega alla descrizione dell'autopsia, accanto alla parola morso, mette un punto di domanda. Quella piccola ferita sarà determinante in un'aula di tribunale molti anni dopo. Ozrem Carella Prada ipotizzò nella sua relazione che l'omicidio fosse probabilmente avvenuto dopo ripetuti e vivaci rifiuti espressi da Simonetta Cesaroni o anche da propositi divulgativi. Questo avrebbe provocato una furia omicida tesa al raggiungimento del silenzio testimoniale attraverso un aberrante e rappresentativo cerimoniale punitivo. In pratica, secondo il medico, Simonetta Cesaroni avrebbe respinto degli approcci ripetuti e avrebbe forse minacciato di denunciare o perlomeno raccontare ciò che stava accadendo. A quel punto l'assassino avrebbe iniziato a colpirla e avrebbe messo in atto quello che il medico definì appunto aberrante e rappresentativo cerimoniale punitivo, colpendola sugli occhi e nella zona genitale. Dice la criminologa Valentina Marsella. Un omicidio molto particolare che ha diverse componenti, sicuramente una componente di aggressività molto spinta, molto forte, una compulsività nell'inferire le lesioni, l'overkilling, aspetti sessuali legati alle zone colpite, seni, pube, vagina, il ritrovamento del cadavere supino con tutte quelle parti sessuali esposte a chi sarebbe poi entrato successivamente sulla scena del crimine. Quindi l'aspetto della, non soltanto della deumanizzazione, ma proprio del disprezzo della persona. Il tratto che è comune a questa tipologia di assassini a sfondo sessuale è il disprezzo per la vittima. Nella fattispecie, quindi nel caso di Simonetta, questo disprezzo è inteso come disprezzo per la figura femminile. La ragazza ha sui fianchi inoltre 2 lesioni simmetriche al bacino che sembrano essere appartenenti alla pressione che l'aggressore può aver esercitato sulla vittima, secondo il medico legale, con le ginocchia, quindi nel tentativo di immobilizzarla e tenendola supina, tenendola riversa al suolo supina al fine di rendere più agevole l'operatività lesiva, ricordiamoci il 30 coltellate, operatività caratterizzata da un frenetico, convulso e rapido realizzarsi, parola del medico legale, che noi andiamo a confermare effettivamente 30 coltellate, parliamo di overkilling. Quindi non era necessario dargliene 30, l'assassino ha infierito sulla vittima. E questo è un altro elemento importante, la compulsività dell'operatività lesiva. Quindi una difficoltà a frenarsi, a contenersi, e potrebbe presumibilmente indicare, ad esempio, che l'aggressore la conosca, che quindi fosse nota, fosse persona nota, oppure che somigliasse ad una persona che gli ricordava l'oggetto tanto odiato. Quindi una proiezione, diciamo così, di quest'odio sulla vittima. Agisce con violenza per effetto appunto di questa proiezione. Secondo il medico legale, Simonetta Cesaroni è morta da 7 a 12 ore prima del sopralluogo che avvenne alle 2 del mattino dell'8 agosto. L'arma del delitto, è scritto, va identificata in un mezzo da punta e taglio con peculiarità bitagliente, ma non dotata di particolare azione recidente e penetrata segnatamente in virtù della sua estremità aguzza. Probabilmente, ipotizza Carella Prada, si tratta di un tagliacarte. Nell'ufficio di Via Poma ci sono 2 tagliacarte,
sono entrambi puliti. La proprietaria di uno dei due dice che la mattina del 7 agosto non aveva visto il tagliacarte sul suo tavolo. Viene ritrovato sopra un altro tavolo. L'ipotesi del tagliacarte però non è mai stata confermata e anzi, proprio recentemente, è stata fortemente messa in dubbio. Ecco cosa dice Igor Patruno, giornalista e scrittore, autore del libro Il delitto di Via Poma, 30 anni dopo. Io sono convinto che il tagliacarte non è stata l'arma del delitto. La questione del tagliacarte nasce da un equivoco. E qual è l'equivoco? Il fatto che colei che lo utilizzava, Maria Luisa Sibilia, un'altra impiegata del Comitato regionale degli Ostelli, proprio quel giorno, il 7 agosto, tornava dalle ferie. Proprio quel giorno cercò il suo tagliacarte perché doveva aprire della posta e proprio quel giorno non lo trovò. Ora però la stessa Maria Luisa Sibilia ammise che era molto distratta e che avrebbe benissimo potuto averci poggiato la borsa sopra e quindi non averlo visto. Chi avrebbe invece dovuto vederlo? Il medico legale. E il medico legale l'ha visto? No, l'ha visto in fotografia, ma non gli è stato dato. Quindi il medico legale ha potuto confrontare l'ampiezza delle ferite, i margini, come si dice, con l'ipotetica arma del delitto? No. Un'altra stranezza. Il medico legale vede il tagliacarte solo in fotografia. Sul corpo di Simonetta Cesaroni non compaiono segni di difesa. Non c'è stata una lotta. Il top è stato messo sul cadavere dopo la morte, quando il sangue era già coagulato. Quindi o l'assassino si è fermato a lungo dopo il delitto, oppure è tornato in un secondo momento. O ancora, qualcun altro ha messo il top sul corpo di Simonetta per coprirlo. C'è pochissimo sangue sul pavimento. La scena, dicono gli investigatori, è stata ripulita. Ma secondo tesi, che sono invece state formulate negli anni successivi, non ci fu in realtà pulizia della scena del crimine. Il corpo, supino, avrebbe trattenuto il sangue. Nello sgabuzzino ci sono stracci umidi, ma gli investigatori accertano che non sono stati utilizzati quelli per pulire la scena. È più probabile che sia stato usato, dicono sempre gli investigatori, materiale cartaceo o di spugna, poi portato via. Chi indaga è convinto che l'assassino sia un cosiddetto territoriale, cioè qualcuno che ha confidenza con quel luogo, magari non con l'ufficio, ma certamente con l'edificio. I giornali nei giorni seguenti titolano «Resiste alla violenza, uccisa a coltellate» o anche «Sesso e sadismo si mescolano in un cocktail macabro». Tra 8 e 9 agosto ci sono gli interrogatori. Viene sentito il fidanzato di Simonetta Cesaroni, Raniero Busco, che racconta così il suo rapporto con la ragazza. Voglio precisare che il nostro rapporto sentimentale non era equilibrato, nel senso che io nutrivo un semplice affetto nei suoi confronti, mentre lei mi amava strenuamente e a volte mi faceva capire che da me pretendeva maggior coinvolgimento. Io, dato che lavoravo all'Alitalia, con la qualifica di operaio, incontravo Simonetta soprattutto il sabato e la domenica, mentre i nostri incontri settimanali erano più saltuari. Vengono ascoltati tutti i dipendenti dell'AIAG, l'Associazione degli Ostelli della Gioventù. Tutti dicono di non aver mai conosciuto Simonetta Cesaroni. Non vogliono guai. Stanno quasi tutti partendo per le vacanze. Tentano di restare il più lontano possibile da questa storia. Viene ascoltato anche Francesco Caracciolo di Sarno. Si tratta di una carica onorifica che ho assunto volontariamente per impegno sociale. Abito a 50 metri dal palazzo di via Poma 2. Mia figlia Giulia, che vive con la mia ex moglie in via Trionfale, il 7 agosto 1990 è partita da Fiumicino per Rodi con l'aereo delle 21 e ha lasciato la sua macchina in via Baiamonti, davanti al mio palazzo.
Pertanto quel pomeriggio l'ho aspettata davanti al mio portone. Mi ha telefonato verso le 17 per dirmi che ci saremmo visti alle 17:45. Sono uscito alle 17:30, credo, e dopo una decina di minuti è arrivata mia figlia. Non so dire se sono in possesso delle chiavi dell'appartamento di via Poma 2. Mi sembra di ricordare che una volta in passato mi sono state date. Se non le ho restituite, potrebbero trovarsi ancora nel mio studio. È sul custode Pietrino Vanacore che si concentrano le attenzioni degli investigatori. Interrogato dal magistrato, dice che alle 17:25 del 7 agosto si trovava in un negozio di ferramenta dove ha comprato un frullino. Poi, dice sempre nell'interrogatorio, mi sono recato ad annaffiare le piante in 2 appartamenti, uno nella scala C al secondo piano, l'altro sempre nella scala C al piano terra. Dice che si è trattenuto a dare l'insetticida fino a dopo le 18. Alle 18:10 si è recato vicino alla vasca dei Pesci Rossi, dove c'erano la moglie, il figlio e la nuora, con 2 inquilini di via Poma. Alle 22:30 doveva salire dall'architetto Valle per la notte. L'architetto dice però che Vanacore è arrivato solo alle 23. Anche il fatto che sia salito negli appartamenti a innaffiare le piante non è verificabile. Durante una perquisizione domiciliare, la polizia trova, nell'abitazione di Vanacore, un paio di pantaloni con macchie di sangue. Il 10 agosto, il custode di via Poma 2 viene sottoposto a fermo di polizia giudiziaria. Così, in una conferenza stampa, viene data la notizia. Questo signore, che si chiama Pietrino Vanacore, attualmente si trova in stato di fermo di polizia giudiziaria perché gravemente indiziato di omicidio volontario e quindi da 2 ore associato a Regina Coeli. Il 14 agosto l'arresto viene convalidato. Secondo l'ipotesi del pubblico ministero, Vanacore avrebbe ucciso Simonetta Cesaroni nel pomeriggio e poi sarebbe tornato nell'appartamento per ripulire e forse per spostare il cadavere altrove, ma sarebbe stato interrotto dall'arrivo di Paola Cesaroni e delle persone che erano con lei. La moglie di Vanacore, Giuseppa De Luca, interrogata l'11 agosto, dice però di aver visto qualcun altro quel giorno in via Poma. Nell'orario in cui mio marito era assente, nel periodo in cui era andato dal ferramenta o in quello successivo in cui aveva annaffiato i fiori, anzi senz'altro quando era dal ferramenta, quindi alle 18 circa, ricordo di aver visto un uomo abbastanza alto, forse 1,80 m, con un cappello a visiera che procedeva con la testa abbassata. Aveva un sacchetto stretto nella mano sinistra. Era a quasi 10 metri di distanza quando mi sono accorta che stava uscendo. L'ho visto solo di spalle. Il 24 agosto viene effettuato un incidente probatorio per stabilire di che tipo sia il sangue rinvenuto sui pantaloni di Vanacore e se possa appartenere a Simonetta Cesaroni. L'incidente probatorio è un istituto processuale previsto dall'articolo 392 del Codice di procedura penale. Serve ad acquisire una prova nelle fasi delle indagini preliminari e non come dovrebbe avvenire durante il processo. La prova, infatti, si dovrebbe formare nel corso del dibattimento, ma ci sono casi, appunto, in cui questo deve avvenire prima. Succede quando si vuole acquisire una testimonianza, temendo poi che il testimone si renda irreperibile o sia indotto a cambiare versione. Oppure quando si deve effettuare un test scientifico su materiale che può essere soggetto a modificazioni, cioè si può deteriorare nel tempo. La prova acquisita durante l'incidente probatorio viene cristallizzata, e questo è il termine usato. Resta cioè così, congelata, fino a processo. Tre giorni dopo, il 27 agosto, e cioè 20 giorni dopo l'omicidio, vengono individuate macchie di sangue sul vetro protettivo del pulsante di accensione generale dell'ascensore e all'interno della cabina dell'ascensore della scala B. A vedere e a segnalare le macchie è Mirko Vanacore, il figlio più piccolo del portiere. Nessuno le aveva viste prima, nessuno le aveva repertate.
Quelle tracce vengono poi definite dalla Procura di Roma di estrema importanza. Alcune appartengono al gruppo 0, con una tipizzazione genetica di Q alfa 1.4.4. Che cosa significhi e che cosa si poteva ottenere nel 1990 con il test del DNA lo spiega Emanuele Megnetti, giornalista del Post e autore con Beatrice Mautino del podcast Ci vuole una scienza. Tra la fine degli anni 80 e i primi anni 90, la scienza forense stava attraversando grandi cambiamenti, proprio grazie alle nuove scoperte sul DNA e alla possibilità di utilizzare il materiale genetico nelle indagini. La storia dei test del DNA, per come li intendiamo oggi, è del resto relativamente recente. Nel 1985 fu perfezionata una tecnica basata sulla scoperta che alcune aree del genoma, cioè tutto il materiale genetico che troviamo all'interno di una cellula, contengono segmenti di DNA che si ripetono più volte e in un numero variabile da persona a persona. Sono i cosiddetti polimorfismi. Con un'analisi di laboratorio si può sfruttare questa caratteristica per confrontare varie molecole di DNA, distinguendole in base alla loro lunghezza. Più segmenti ripetuti ci sono, più sono lunghe. Una successiva svolta molto importante arrivò con la possibilità di amplificare, cioè moltiplicare, frammenti di DNA in modo da ottenere anche da tracce molto piccole quantità di materiale genetico sufficienti per compiere analisi. È la tecnica PCR, reazione a catena della polimerasi, di cui si era parlato molto nei primi mesi dell'emergenza sanitaria nel 2020. La PCR portò a perfezionare un nuovo sistema chiamato HLA-DQ-alfa, dal nome di un gene che si presenta con diverse variazioni tra la popolazione. In sostanza non è uguale per tutti. La sigla DQ-alfa 1.4.4 indica una particolare variante del gene emersa dall'analisi della goccia di sangue, che può comunque essere comune a più persone. Nei primi anni 90 questo tipo di test era considerato promettente, sebbene presentasse alti livelli di incertezza che si sarebbero ridotti solo in seguito grazie allo sviluppo di tecniche via via più affidabili che utilizziamo ancora oggi. Le tracce di sangue del gruppo 0 sono inequivocabilmente di Simonetta Cesaroni. Altre tracce, in un sopralluogo successivo, vengono trovate nel sottoscala vicino all'ascensore. Alcune sono indefinibili, altre sono di gruppo B. Il giorno dopo, mentre sono ripresi i sopralluoghi in tutto l'edificio, arrivano i risultati sul sangue trovato sui pantaloni di Pietrino Vanacore. E bisogna ricominciare tutto da capo. Avete ascoltato la prima parte della nuova storia di indagini sul delitto di Via Poma del 7 agosto 1990. Trovate già la seconda parte sull'app del Post e su tutte le principali piattaforme di podcast. Indagini è un podcast del Post, scritto e raccontato da Stefano Nazzi.